mica esatto, no, arrivando senti del nostro settore, che se non prendi su io adesso, e sai, è inutile andare a cercare, tra l'altro, devi essere gruppo, Io comparavo con qualche cosa, ma scuola a un sito certamente andiamo sull'attivo uno scritto Abruzzo, scritto solo anche per uno. E però questo è un'altra lingua e devi essere gruppo e non ti importa di essere gruppo questa storia che era nel caso Susana è morendo Susana è per non c'è cosa che d'amore potete un po' no sul gruppo è morendo dovevo fare le scuole ben fatto ma in realtà il progetto dovevo che sul 1982 già hai fatto parte su chi faceva Antione sul 1982 noi ci eravamo passati, quando non c'era l'elenco di 527, fu da Sapone volontario, ho fatto prevalere questa luce, c'è ancora a mille, non era roba, come trovo bella cosa, siamo contenti con lui. Però è servito, forse è servito, mi servito a me che come sa, porta a me mi piace, ma è anche il nome non è piace, dove si va? Non è bravo, non risolve. E lei lo sempre, il nome sia uguale al nome. A me di Vigata, Cinderlina, a volta, gli insegnanti della scuola, se lo stavo, cagando, poi a scuola del docente, dice sia la titolarità, pensate, arrivato su mondo. Ma vuol che sia lingua mia, e sia lingua male, non vuol che è lingua male linguisticamente, e sia lingua male parlava mamma. O gusto è lingua male, ma non è più di amici. Se lingua male è stata delle visioni. Addirittura sa parlare, Caoli. Patrizio, manda un messaggino in lingua madre. Perché? Caoli, s'arrore quando che succede, sigla succede. Noi manco, caro tu babbo e mamma, se non sono da sudare il figlio. Che può tenere sempre poi tra uno che hanno una persona dove la lingua non la studia e quindi vai sempre a imparare se non rimane caduti segnali di italiano se non rimane il gusto da tutti i parenti italiani prendo per danni che non sa cosa non si vedono loro italiani non si vedono di gruppi sempre non si vedono come Caivani che si sciacquare in sala non si vedono di gruppi e i cumi a parere di Susano e quindi abbiamo stato in città azul. È molto, non esistono problemi, è chiunque esiste lì. Se c'è chiunque, c'è stato misturato e non è loro, davanti non fai razzista, con me, ma botte a me, ha visto un altro italiano non era sparato proprio. Italiano regionale. No, è italiano sparato. Quando devo prendere un anello là che cadi praticamente non si può un anello quando l'italiano non è l'italiano si bisogna stare esiste l'italiano sull'esempio indicativo del Portanotto già offeso sull'esempio indicativo di Sardegna non esiste tocca da bocca una cosa quando noi su pensato una rausa, gusto e puro. Questo, quello. Non intendo usare il ritornello italiano codesto. Mai. È un mercato portale, è una cosa non esiste, è pure usato il cliente. Pensato, usavo bene, invece l'italiano non lo usavo. Sa scuola lo si va a comparare a guerra. Non è italiano che è casato non dice è l'arte del possibile come un po' quello che ognuno conosce la sua realtà la dovrebbe conoscere bene il dirigente in particolare e il dirigente che riesce a fare ciò che è possibile è il migliore possibile perché ho conosciuto altri dirigenti si io a basso che non faceva da fare e non ci punta che riesce da fare ma anche su che faceva da fare sì.
Detto questo, questo è un discorso che si rapporterà poi una cosa, e però non lo vai. Grazie Fabrizio. Guardavo non si è applicato del testo scolastico la università basata e avevamo una scuola marino in passato nella stessa autore. Credo che sia molto tardi. Non penso che qualcuno abbia più voglia di ascoltare. Per cui vi limiterò a due parole soltanto. Diciamo che anziché il Stato che io non so parlare, conosco, cerco anche di promulgare per quanto possibile, partirò con una frase latina, in medio stat vivus, perché questa è la verità secondo me. Non esiste una verità che possa concederci un conforto definitivo per quanto riguarda la lingua sacra. La lingua sacra è una lingua secondo me in evoluzione. Essendo una lingua in evoluzione, ha una serie di caratteristiche che non ci potranno mai fermare a quello che è stato prima la lingua sacra, quello dei nostri padri o quello dei nostri nonni. Quando noi abbiamo fatto partire nel 2007 lo sportello linguistico di Assarca con convinzione, perché si voleva fare davvero un certo tipo di informazione, molte persone hanno storto il naso per un motivo molto semplice. Questo motivo era perché me lo dicevano anche per strada, ma in visione, gli segnali cristianizzati. Era come una autodifesa, come se qualcuno pensasse che arrivasse qualcuno da fuori, come poi è stato, perché questa legge è stata fatta in una maniera, secondo me, estremamente stupida. Ti arriva un docente che ha dei titoli, che non conosce assolutamente la tua realtà, che non sa assolutamente che cosa fa avanti, e quello è il docente di lingua sacra. Prendiamo quello perché questo dice la legge. Noi siamo stati il secondo comune nella provincia di Medio Capitano a far partire questi progetti, perché ci ha creduto, perché pur non sapendo parlare l'assessore di Stato, però capisce assolutamente quello che può essere la validità e promulgarne assolutamente un uso corretto e, se possibile, anche molto più esteso di quanto è oggi. Io mi rendo conto che ho partecipato a diverse riunioni a livello regionale, che il Medio Capitano è meno legato di altre zone alla lingua sacra. Credo che questo i professionisti non possono confermare. Sì, decisamente meno legato. Io credo che qui abbiamo